Amici di Calcio a 5 Live, appassionati di futsal, buon pomeriggio da Alessandro Cappellacci e benvenuti al Palatarquini di Ciampino per la terza giornata del Girone C di Serie A2 femminile. Qui di fronte la Virtus Ciampino, padrone di casa, contro l'Atletico Foligno, una delle due capolista del Girone C insieme al Florida. Deve retrocedere Martino, sbaglia il passaggio, Panattoni se ne va sulla destra, contropiede Ciampino, con la Panattoni, passaggio a sinistra verso centro, Centola! E ci mette una pezza Narcisi. Ritmi l'Atletico Foligno prova ad alzare la sfera verso la compagna che si gira il tiro. Asaro che cosa ha preso in caduta. Si ricomincia ora. Narcisi lontano, il tiro, c'è la deviazione, il gol. Tiro di Narcisi, c'è stata una deviazione. In qualche modo va Di Ventura che riesce a servire Pisello, pressing del Foligno, Di Ventura lunga verso Furzi, appena entrata la suola verso Perelli, Perelli il tiro, occasionissima. Riparte comunque Lucentini che ha sradicato il pallone, ha servito Centola, Centola ancora va a sfondare, recupera palla per Narcisi che va sulla sinistra, ancora Narcisi, Narcisi il tiro e c'è il gol, c'è la doppietta di Capitan Narcisi che porta il Foligno sul doppio vantaggio. Parto del Foligno, Pellegrino, Corboli riesce a ricapitare la stessa 22 che prova a sfondare sulla destra, ci mette il piede però De Angelis, ora Perelli verso De Angelis, il tiro di punta, il gol! De Angelis riporta la Virtus sul -1. Che controlla molto bene questo pallone, difende la sfera, ci mette il fisico, ancora De Luna, Pisello riesce a far passare verso Perelli, De Luna sulla destra, De Luna il tiro, non trattiene De Santi, ancora De Luna e ancora De Santi si oppone, corto verso Corboli, perviene, tocca Centola, mantiene il pallone in gioco, tunnel di Centola che fa ripartire l'azione sulla sinistra, ancora Centola sulla sinistra. Il tiro, c'è il gol, il 2-2, fa passare sotto le gambe di Santi, 2-2, Virtus col suo capitano.
Ursi palla a terra verso De Angelis, 15 al termine, passaggio impreciso però di De Angelis, veramente non deve far fallo, va Principi, ancora azione personale, serve Narcisi a Tuberto Conasaro, c'è il gol, tripletta del capitano del Foligno a 5 secondi dalla fine. Quindi un secondo alla vittoria dell'Atletico Foligno, che praticamente arriva in questo momento la sirena e prosegue il suo percorso netto e sarà a 9 punti. Mister, sotto di 2 gol, è stata ripresa la partita, poi quel 3-2 alla fine, al di là della beffa di 5 secondi finali, cos'è che secondo te è mancato per non conquistare questo terzo risultato utile di fila? Ma sapevamo che l'approccio alla partita era la cosa fondamentale. Il primo tempo abbiamo fatto una buona fase difensiva e poi abbiamo preso il primo gol a freddo, l'1-0. Abbiamo cambiato modo di giocare cercando di andare a fare la pressione, abbiamo preso il secondo gol per una stupidata che ci poteva stare, siamo stati bravi a rimontare, purtroppo poi è già il secondo gol e prendiamo gli ultimi 10 secondi, quindi c'è qualche problema sicuramente in quei 10 secondi, forse non so, magari ci dobbiamo accontentare gli ultimi 10 secondi, fino a 10 secondi cercare di vincere la partita, 10 secondi dalla fine metterci dietro e cercare di non prendere il gol, perché è stata una cosa incredibile. Purtroppo è stato un errore in fase di pressione e ci può stare, dobbiamo migliorare sotto quell'aspetto lì, però dovremo continuare a lavorare. Adesso testa bassa alla prossima partita di domenica, che sono fondamentali i 3 punti.